Amici bellini, perdonate insomma la situazione perché ho un po' di problemi con il computer, ma voi queste sono cose che non mi interessano, li devo risolvere io. È un po', se vogliamo, il fatto del Napoli, no? Cioè, a noi non ci interessa come tifosi i problemi che possono avere il Napoli sul mercato, devono risolvere loro. A noi non ci interessa il come, il quando, forse il quando, lo sapete che è importante nel calcio. Però ci siamo. Devo dire, se ci guardiamo nell'anime, devo guardare qua, guardiamoci nell'anime. Ci siamo, perché tra le altre cose pare che la Juve abbia chiuso per Bremer. E questo è importante, credetemi, ci riguarda. Perché in questo giro di difensori è chiaro che i grandi club, quelli che poi spostano, perché il Napoli, noi parliamo di Giunto, Giunto a un certo punto dice vediamo le situazioni che ci vengono addosso. Cioè non è che il Napoli può aggredire il mercato e decide e fa e poi le altre squadre si muovono di conseguenza. Sono le situazioni che ci vengono addosso. Allora, se abbiamo saputo che De Ligt praticamente al Bayern di Monaco è praticamente fatta, nel momento in cui esce De Ligt la Juventus si deve assicurare un difensore e vanno fortissimo su Bremer, scavalcando probabilmente anche quelle che sono le offerte dell'Inter. Ora, vediamo se questa situazione va in porto. A quel punto l'Inter potrebbe poi diventare uno dei top club che cerca un difensore. E là dobbiamo stare attenti perché abbiamo sentito che Kim, il coreano, potrebbe interessare anche all'Inter. Quindi là il Napoli, secondo me, deve dare un'accelerata subito. Ma noi prendiamo le parole di Giuntoli, mo ci vogliamo credere o no, ma Giuntoli ci ha ammesso e quindi dobbiamo adesso valutare bene che lui quando ci parla qualche omissione la deve fare, qualcosa la dice, qualcosa non la dice, qualcosa la dice completa, qualcosa la dice così e insomma noi dobbiamo valutare bene, dobbiamo semplicemente usare la logica e se usiamo la logica la prima domanda che gli fanno è proprio su Kim, lui dice il giocatore è bravo, stiamo valutando. Poi capitemi, non è che vi posso dire tutto, è chiaro, è chiarissimo ed è per questo che io dico quando a fine conferenza, cioè la conferenza di fine ritiro non si presenta Spalletti e si presenta Giuntoli e gli chiedono perché ti presenti tu e non si presenta Spalletti, Giuntoli risponde perché Spalletti deve stare tranquillo ed allenare, io volevo venire perché ci sono tante voci di mercato e le voglio chiarire, ma non le chiarisci. Quindi nel calcese che parla Giuntoli, che lo parla in maniera anche elegante, senza farsi prendere da volgarità e cose varie. Questo è già un passo avanti, credetemi, io sono già contento di questo, perché comunque c'è un certo stile, però poi nel Conquibus noi dobbiamo vedere i contenuti. Gli chiedono di Dybala e dice, ve l'avevo detto che non ci interessava, poi lo sviluppo del mercato ci siamo resi conto che poteva magari essere un'opportunità, poi abbiamo parlato con l'Entourage e ci siamo resi conto che non poteva essere un'opportunità, quindi né per noi né per lui. Quindi qua ritorna il discorso, il famoso discorso della clausola che tutti stanno dicendo, ah Dybala non crede nel progetto della Roma, è semplicemente una cosa così. Io a margine faccio questa riflessione, se arriva poi una società che paga la clausola subito e quindi Dybala poi si svincola e utilizza la Roma solo come trampolino di lancio, ma secondo voi con il Napoli gli altri giocatori che cosa fanno? Fanno lo stesso, tutti i giocatori fanno così. L'importante è questo, è che se arriva chi paga la clausola per Cavani, per Lavezzi o per Higuain, vuol dire che hanno fatto benissimo. Allora se arriva qualcuno che paga la clausola per Dybala, vuol dire che Dybala ha fatto bene con la Roma. È quello che poi ci interessa nell'immediato, perché nell'immediato che il Napoli ancora deve sostituire Mertens e deve dare un sostegno ad Osimhen e anche aiutare un pochino la piazza a essere meno depressa. Ma questo è un discorso che io vi ripeto proprio chiaramente, per me Dybala rappresentava più rischi che certezze per il Napoli e quindi va benissimo. Non è Dybala che mi preoccupa, adesso io mi preoccupo di portiere e difensore centrale, poi in avanti ci organizziamo. Su K2 gli chiedono ma era incedibile, anche altri sono incedibili e qua Giuntoli dice il fatto dell'omissione, noi già sapevamo che praticamente lui non voleva restare, era già ceduto, andava considerato già ceduto e quindi quell'offerta pomposa, quell'offerta insomma diciamo irrinunciabile è stata fatta quando lui già aveva deciso. Questo Giuntoli ce lo dice chiaramente e dobbiamo registrarlo così, quindi è un'offerta che quasi non significa niente.
quindi non parla Spalletti, parlo io per chiarire, ma chiarisce pochino, anche perché quando gli dicono di Dybala e quando gli chiedono anche di Deulofeu, che adesso non si sblocca, qua si dovrebbe sbloccare subito e invece non si sblocca, ci dice una cosa Giuntoli che a me non convince. Dice, però il mister nel frattempo ci ha detto che vuole giocare 4-3-3, quindi in quel caso Dybala dove lo metti? A parte che Dybala lo metti tranquillamente sull'esterno destro, lo puoi mettere anche dall'altra parte, tranquillo, può fare il falso 9, Dybala lo puoi mettere dove vuoi tu, non è problema del 4-3, e non è un problema il 4-3 nemmeno per Deulofeu che gioca in tutte le zone dietro la punta, quindi questo fatto del modulo, Giuntoli che parla del modulo, mi sembra un po' un apparare delle cose per non entrare poi nel conquibus sempre della cosa. Benvenuto, non lo so, però vi siete iscritti al canale, vi dimenticate i like, lo so, però vi devo dire la verità, vi devo fare i miei complimenti perché siete tantissimi a seguire il canale, numeri che potete vedere da soli e quindi io sono veramente contento che in un'estate così calda non ci stiamo disunendo, almeno noi. Gli chiedono ancora di Mertens e dice è sempre una questione che riguarda ADL perché se la vedono loro, è una cosa personale dove io non c'entro proprio, quindi Giuntoli non... Anche questo ragazzi, questa è la riflessione, Giuntoli può chiudere per Deulofeu se ancora non sa se ADL ha intenzione di fare un passo in avanti verso Mertens, se Mertens ha intenzione di fare un passo in avanti verso il Napoli. Questo blocca Giuntoli, questo blocca il mercato. Se alcune decisioni ADL dice, ma perché me lo vedo io, a quel punto Giuntoli come fa a chiudere l'attaccante? Come fa a chiudere? Deve sapere se è un vice Osimhen, se invece è il sottopunta. Ecco perché Deulofeu non si fa ancora, anche se si era vicini alla regola soluzione. Dopodiché, se adesso poi gli si chiede anche di Simeone, dice in questo momento non vedo, ma se è un'opportunità, vediamo. E le ultime dicono di un'offerta possibile doppia per Simeone e Barak. Se fanno Simeone e Barak, Barak potrebbe rappresentare, cioè Simeone e Barak sono Mertens praticamente, perché Simeone dice Osimhen, Barak può fare il sottopunta tranquillamente più vicino alla porta. Quindi, oppure se si gioca con il 4-3-3, Barak è uno di quelli con mezzala con licenza di andare perché è uno che riempie l'aria. A me piace Barak sotto questo punto di vista. Ecco perché se poi ADL non risolve lui certe situazioni che dice sono me le risolvo io, Giuntoli come fa a faticare? È complicato il lavoro di Giuntoli. Gli chiedono di Fabian ancora, ci sono colloqui, ma non si fa e quindi è difficile il rinnovo. Meret dice firmerà a breve, ma ancora non lo sappiamo perché evidentemente anche Meret sta aspettando di sapere l'entità del portiere, perché adesso non si parla più di Navas, non si parla più di Kepa, si parla di Ivusic, ho letto Ivusic che non conosco proprio e si dice pure che Neto si sia auto-offerto dal Barcellona a Napoli. Portieri, vabbè, non lo so, io ragazzi qua dobbiamo veramente aspettare e capire. Non ci sono offerte per Osimhen, non ci sono offerte per Lozano, speriamo bene. E ADL dice non si è fatto vedere, gli chiedono, no, ma ADL era in camera al lavoro, ma non solo per il Napoli, anche per tutte le altre cose che lui fa. Molti si sono chiesti, allora che sei venuto a fare? Perché sei venuto a Di Maro per l'aria pura, si potrebbe immaginare, ma poi resti chiuso in albergo e non ti fai vedere con i tifosi. Secondo me, chiaramente, uno viene a Osm, annusa il pericolo, tra virgolette. Gattuso ha battuto il Borussia Dortmund. E si rende conto che l'aria che tira non è ideale e preferisce evitarsi una contestazione faccia a faccia. Questo poi alla fine è successo e questo è successo anche alla presentazione della squadra e quindi non si fa vedere. Gli chiedono degli abbonamenti e delle maglie, Lombardo interviene e dice quanto manca all'inizio? Manca un mese, e allora è presto. No, su questo non ci siamo Lombardo, non è presto, perché le maglie non è che tu le fai perché le devi solamente utilizzare per giocare a pallone, altrimenti basta la maglia della salute con i colori sociali. No, le maglie servono per i tifosi, servono per i giocatori nuovi che arrivano e si mettono la maglia nuova, servono per gli sponsor, ma lo vogliamo far crescere questo fatturato oppure no? Questo è il problema. E quindi no, c'è presto, c'è tempo e gli abbonamenti non si fanno. Va bene. Ma tanto non si farebbero, quindi il fatto degli abbonamenti io lo capisco che la apri a fare, il fatto delle maglie non lo capisco, non lo accetto, quindi Simeone l'abbiamo detto e sul Politano probabilmente cercheranno di confermarlo, anche perché è uno di quelli più in forma di questo ritiro, e quindi per quanto riguarda Politano si parla più di voler far uscire un as
di voler far uscire Petagna, cellulare che non... di far uscire Petagna, di far uscire altri giocatori in esubero, vediamo se rimarrà uno tra Zerbin e Gaetano, questo non lo sappiamo, però Zerbin viene utilizzato in più parti del campo anche come terzino. L'adattarsi è una cosa che piace molto a Spalletti. Noi ovviamente vogliamo però giocatori di ruolo, anche perché ci ricordiamo, e ricordiamolo anche a Dybala e a tutti gli altri, che dobbiamo giocare la Champions. Poi magari se vanno male i gironi ti ritrovi a giocare l'Europa League, però qualsiasi sia la cosa, onoriamoli gli impegni europei, perché altrimenti se poi ci dicono e dicono alla società che voi andate in Europa solamente per partecipare, per prendervi il gettone di presenza, e poi hanno ragione. Invece no, dobbiamo onorarla bene, fare bella figura. Io sto all'estero, mi devo divertire, devo andare in un pub e vedere le partite importanti. C'è il Napoli, come gioca il Napoli? Una squadretta piccola, però mette